Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Il deputato del Partito Democratico Tiziano Spada ha espresso la sua preoccupazione per la recente scomparsa di Sebastiano Morana, il 38enne morto a causa della mancanza di un medico al PTA di Pachino. La sicurezza sanitaria è una priorità per la regione. È impensabile che a Pachino manchi un medico per le emergenze, ma ancora più grave che negli anni non siano state trovate delle soluzioni al problema della carenza di personale sanitario. In precedenza lo stesso Spada aveva sollecitato la ricerca di una soluzione per prevenire tragedie come quella accaduta recentemente. 3 arresti operati in queste ore, 2 a Messina e 1 a Palermo. Nel mirino 2 uomini e una donna in 2 diverse attività investigative. Nella prima operazione 2 persone sono state arrestate in flagranza di reato per il furto aggravato di materiale in un cantiere edile situato a Galati Marina. La polizia stradale di Sant'Agata di Militello ha intercettato i 2 presunti ladri sulla A20 vicino a Caronia e ha trovato la refurtiva composta da 2 batterie di apparecchiature elettroniche del valore di oltre 1.000 euro all'interno del loro veicolo. Il secondo arresto è stato operato invece a Carini, in manette una donna che deteneva in casa oltre 1 chilo di droga. Un tumore fibroso solitario della pleura pesante circa 2 kg è stato rimosso con successo da una paziente di 70 anni in grave insufficienza respiratoria. L'intervento è stato eseguito dall'equipe di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, diretta da Giuseppe Agneta e con la collaborazione di Fabio Lupo e Mariano Di Martino. Il lavoro di squadra, che ha anche compreso i medici anestesisti e rianimatori, ha permesso alla paziente di riprendere la piena autonomia soltanto 25 giorni dopo l'intervento. La Capitaneria di Porto e l'ASP hanno effettuato un sequestro di oltre 300 kg di vongole, cozze e crostacei a Palermo. Durante i controlli sono state scoperte irregolarità nella documentazione che certificava la tracciabilità del prodotto. 160 kg di mitili e 175 kg di gambero rosso congelato sono stati confiscati e una multa di 1.500 euro è stata inflitta. Il prodotto sequestrato è stato dichiarato inadatto al consumo umano dai veterinari dell'ASP e pertanto è stato distrutto da una ditta specializzata. Ulteriori controlli sono stati condotti sui venditori ambulanti con la confisca di 145 kg di pesce dichiarato però idoneo al consumo e consegnato ad un banco alimentare. E per questa edizione è tutto, il TG Flash ritorna alle 20. A più tardi.